Si continua a lavorare sotto traccia in casa Caracas, ma le prime mosse sono già ufficiali. Il neopresidente Giovanni Castronovo in un'intervista telefonica ci conferma: Ernesto Russello sarà il nostro direttore sportivo, mentre il segretario sarà Francesco Filippazzo. Entrambi hanno fatto parte della vecchia gestione e sono stati accolti con soddisfazione dall'ambiente biancazzurro. Si tratta del nostro primo atto per dare modo alla società di poter muoversi dal punto di vista tecnico e burocratico, commenta lo stesso Castronovo. Si tratta di persone competenti che non hanno bisogno di presentazione e che hanno ricevuto il mandato per poter operare serenamente per il bene dell'Agregas. Per quanto riguarda la rosa dei calciatori ed altro, ritengo che sia doveroso innanzitutto sentire il parere del futuro tecnico. In questi giorni si è parlato tanto dell'amicizia che mi lega a Corrado Mutolo, ma non è del tutto scontato che possa venire ad Agrigento. Infatti in questo momento, continua sempre Castronovo, Mutolo ha anche serie proposte da club di Serie D, per cui la nostra rosa di papabili si è ulteriormente allargata. Ci sono altri due nomi importanti che potrebbero fare al caso nostro. Si tratta di Francesco Di Gaetano e di Sebi Catania. Saremo più precisi in occasione della conferenza stampa di sabato prossimo all'Esseneto, conclude Castronovo, per cui è tutto legato alla scelta del nuovo tecnico. Ma non si esclude il fatto che la nostra società potrebbe essere ripescata in eccellenza. Sarebbe una vittoria per l'intera città e preannuncio in anteprima che sabato prossimo 29 giugno presenteremo il nuovo logo del sodalizio, cioè Acregas 2018. Conclude definitivamente Giovanni Castronovo. La nuova società con il nuovo presidente si è dunque messa in moto, per cui si attende una conferenza stampa ricca di novità.